Eccole qua, eccole qua. Catene alla mano è la miglior dimostrazione del fatto che gli automobilisti in A4 non si sono fatti sorprendere dalla novità del giorno, l'obbligo di avere a bordo catene da neve, certo secondo il meteo non da utilizzare in tempi brevi, oppure le gomme termiche. So che dal 15 di novembre di solito parte l'obbligo di catene a bordo o di gomme da neve, quindi... E lei ha le seconde? Ho le gomme da neve, sì. Effettivamente contribuiscono alla sicurezza per il viaggiatore. Chi ne venga trovato sprovvisto rischia sanzioni che vanno nei centri abitati dai 39 ai 159 euro, nei tratti extraurbani da 80 a 318 euro. Le fonti di informazione sono le più svariate. Ho letto l'avviso sui cartelloni stradali delle autostrade e quindi la notizia si vede. Lei ce le ha? Sì. Qualcuno ne parla? Qualcuno vi chiede informazioni oppure no? Sì, perché purtroppo gli sembra strano e non sono tanto chiare le cose che sono state fatte. I commercialisti che avvisano queste cose, se no... Quindi tutto in regola? Quindi. Sì, abbastanza, ma sono convinto che 3/4 delle persone sentirà domani, dopodomani, davvero, fra colleghi, aspetta che mi premunisco, va così insomma. Dalla Calabria a Venezia per un cambio drastico di vita, chissà come andrà. Intanto le catene le ha. Eccole qua le catene a bordo. Sì, eccole. Ma qualcuno sorpreso lo si trova comunque. Non lo sapevo. Non lo sapeva. Però magari le ha lo stesso oppure no? Cosa? Le ha lo stesso oppure no? Non ce le ho. Bisogna procurarsele. Provvederò.